Un chiavarese al vertice mondiale della pallanuoto. È tornato stanotte a casa Stefano Luongo, campione del mondo con il Settebello, autore di una doppietta nella finalissima contro la Spagna. Turismo nel Tigullio, meno richieste anche per gli hotel di Rapallo, male a giugno e una leggera ripresa a luglio, ma si è comunque distanti dai livelli degli ultimi 2 anni. Con il Padre nostro Gesù insegna ai discepoli a pregare senza sosta per entrare in relazione con Dio. Lo ha spiegato il Papa all'Angelus, chiedendo poi maggior sicurezza per i migranti. La saggezza di Maria nel saper cogliere le necessità e intervenire concretamente è stata sottolineata dal Vescovo Tanasini ai festeggiamenti per Nostra Signora della Salute a Ri. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque, dopo 8 anni un chiavarese torna al vertice della pallanuoto mondiale. Stefano Luongo infatti ha conquistato con la nazionale italiana di pallanuoto maschile il titolo di campioni del mondo in Corea. Luongo ha realizzato una doppietta nel corso della finalissima disputata contro la Spagna, che si è conclusa per 10-5. A fare il tifo ovviamente c'era anche un altro chiavarese, Maurizio Felugo, attuale presidente della Prorecco, squadra in cui milita una larga fetta del Settebello, che 8 anni fa segnò il gol decisivo nella finale mondiale contro la Serbia in Cina. Dopo 8 anni un altro chiavarese sul tetto del mondo della pallanuoto internazionale. Quali emozioni in questi 2 giorni? No, emozioni incredibili che continuano a esserci e non finiscono mai. Sono tornato ieri sera a casa e mi hanno accolto prima a Roma, ci hanno accolto tutti con grande gioia, e poi anche ieri a Cristoforo Colombo, e poi la gioia più bella è tornare qua a Chiavari, a casa da amici e familiari, e condividere la gioia con loro. Come avete vissuto questa partita, la finale? La finale l'abbiamo vissuta veramente bene, nel senso che fin dalla preparazione in camera di Sandro, che ci ha spiegato come avremmo giocato, eravamo, non ti dico sicuri di vincere, ma eravamo molto sicuri di come avremmo giocato, e quindi quando entri in acqua con questa sicurezza è difficile che vada male. Una doppietta in una finale mondiale è veramente un sogno. Sì, diciamo che è la ciliegina nella torta. Una doppietta sì, perché comunque quello che conta è vincere, poi se arrivano soddisfazioni personali ancora meglio. Senti, adesso lo sguardo ovviamente va alle Olimpiadi, arrivate alle Olimpiadi da campioni del mondo, quindi insomma un bel carico di responsabilità. Sì, sicuramente c'è molta pressione ma anche molta consapevolezza, quindi andare a giocare alle Olimpiadi da campione del mondo, tutti ti aspettano, però d'altra parte è bello arrivarci pensando di poter vincere l'oro. Beh, inutile dire che è stata un'emozione incredibile, in particolar modo per Stefano, che chiaramente ho visto quando era un ragazzino e ha fatto un mondiale eccezionale, una finale super, tornerà a giocare nella Prorecco, quindi giornate indimenticabili, se le merita tutte, siamo veramente contenti. Fa bene al movimento questo titolo? È chiaro, perché soprattutto alla vigilia delle Olimpiadi, nell'anno olimpico, uno sport di squadra come la pallanuoto, che da sempre attira tantissimo durante le Olimpiadi, arrivarci con una medaglia d'oro è ancora più una spinta per tutto il movimento intero, quindi sarà un'annata fantastica di avvicinamento poi a Tokyo. Giunti quasi alla fine del mese di luglio continua la nostra indagine sulle presenze turistiche nelle strutture alberghiere del nostro territorio. Dopo Chiavari e Sestri Levante abbiamo sentito gli albergatori di Rapallo per capire quali siano le tendenze. Anche in questo caso si conferma un calo generalizzato delle richieste. Sono tanti i piccoli fattori di disturbo alla base del calo generalizzato che sta interessando le strutture alberghiere del territorio. Anche gli hotel di Rapallo stanno ricevendo meno richieste, sia da clientela straniera sia da quella italiana. Un calo deciso a giugno e una leggera ripresa a luglio, ma che non ha permesso di tornare sui livelli dello scorso anno. Anche per agosto le previsioni indicano un calo, anche se esiste la variabile dei molti ospiti che scelgono di prenotare all'ultimo momento. Chi va in vacanza cerca meno complicazioni possibili, così che il meteo incerto di inizio giugno e le criticità nella viabilità legate al ponte Morandi rendono la riviera del Tigullio meno desiderabile. Unitamente a questo, altre località estere con caratteristiche simili sono ritornate competitive dopo annate complicate.
chi per la crisi economica, come la Grecia, chi per le poche garanzie sulla sicurezza, come Turchia ed Egitto, che ora sono tornati ad attrarre turisti stranieri, che negli ultimi anni avevano scelto il Tigullio. La durata media dei soggiorni è in calo costante nelle ultime annate, si attesta tra i 3 e 4 giorni per la clientela straniera e gli 1 e 2 giorni per chi arriva dall'Italia, con preferenza per il weekend. Rispetto agli anni appena trascorsi è cresciuta la percentuale di ospiti che decidono di rimanere solamente per una notte. La tipologia di clientela che sceglie Rapallo rimane molto variegata, in una città che può essere adatta per più esigenze. Tante famiglie, sia coppie giovani che coppie mature e gruppi di persone anziane. La cronaca: un 33enne residente a Torino è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Santo Stefano d'Aveto durante un'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato nei pressi del Lago delle Lame a Reggio Aglio durante un evento musicale in possesso di sostanze illecite. 12 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, 5 grammi e mezzo di MDMA, 2 pastiglie di ecstasy, una modica quantità di speed e di LSD. Un bilancino di precisione, un inalatore e 220 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Marassi. Un servizio di contrasto alla guida in stato di ebbrezza è stato effettuato durante il fine settimana dagli uomini della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure con l'ausilio di una pattuglia di Recco. Patente ritirata e denuncia per un 38enne ed un 40enne fermati con tasso alcolemico rispettivamente di 1,4 grammi per litro e 3,56 grammi per litro. Ritiro della patente anche per un 39enne di Santa Margherita Ligure e un 53enne di Ferrara, che sono stati sanzionati complessivamente per 1.800 euro. Commentando il brano evangelico del Vangelo di San Luca in cui Gesù insegna il Padre Nostro ai discepoli, Francesco All'Angelus ha esortato a pregare senza sosta, per entrare in comunicazione col Padre e instaurare una relazione personale con Lui, come fanno i bambini con i loro 1000 perché rivolti ai papà. Al termine il Papa ha rinnovato un accorato appello alla comunità internazionale affinché agisca per garantire sicurezza alle persone migranti. Siamo chiamati a pregare incessantemente senza stancarci, come fanno i bambini quando coi loro perché vogliono attirare lo sguardo dei padri. Papa Francesco lo ricorda all'Angelus domenicale in piazza San Pietro, commentando l'odierno Vangelo di Luca sulle circostanze nelle quali Gesù insegna il Padre Nostro ai discepoli. I bambini incominciano a guardare il papà e dice: papà perché? Papà perché? Chiedono spiegazione. Ma stiamo attenti, quando il papà incomincia a spiegare il perché, loro arrivano con un'altra domanda senza ascoltare tutta la spiegazione. Cosa succede? Succede che i bambini si sentono insicuri di tante cose che incominciano a capire a metà e soltanto vogliono tirare su di loro lo sguardo del papà. E per questo perché? Noi nel Padre Nostro, se ci fermiamo alla prima parola, faremo lo stesso da quando eravamo bambini, a tirare su di noi lo sguardo del Padre, dire Padre, Padre, e anche dire perché, e Lui ci guarderà. Dopo aver invocato Maria, donna orante, affinché ci aiuti a pregare il Padre uniti a Gesù per vivere il Vangelo guidati dallo Spirito Santo, nei saluti al termine della preghiera mariana, Francesco ricorda: Ho appreso con dolore la notizia del drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo. Rinnovo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con prontezza e decisione per evitare il ripetersi di simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignità di tutti. Vi invito a pregare insieme a me per le vittime e per le loro famiglie e anche dal cuore domandare: Padre, perché?
È in edicola da oggi il libro di Donaldo Buonaiuto della comunità Papa Giovanni XXIII intitolato Donne crocifisse, la vergogna della tratta raccontata dalla strada. La prefazione è stata firmata da Papa Francesco, che usa parole dure contro ogni forma di prostituzione, e in Liguria i numeri di questo fenomeno sono in aumento. Qualsiasi forma di prostituzione è una riduzione in schiavitù, un atto criminale, un vizio schifoso che confonde il fare l'amore con lo sfogare i propri istinti torturando una donna inerme. Non le manda a dire il Papa nell'introduzione al libro di Donaldo Buonaiuto sulla vergogna della tratta raccontata dalla strada. La prostituzione per Francesco è una ferita alla coscienza collettiva, una deviazione all'immaginario corrente. È patologica la mentalità per cui una donna vada sfruttata come se fosse una merce da usare e poi gettare, prosegue il pontefice. È una malattia dell'umanità, dice ancora nella prefazione, un modo sbagliato di pensare della società. Una persona non può mai essere messa in vendita, commenta Papa Francesco. La disponibilità ad esporsi ai pericoli e alle ritorsioni della criminalità ha fatto delle donne un'inesauribile fonte di guadagni illeciti e vergognosi. Secondo il Papa, soltanto conoscendo le storie che stanno dietro i numeri sconvolgenti della tratta, si può capire che senza fermare una così alta domanda dei clienti non si potrà efficacemente contrastare lo sfruttamento e l'umiliazione di vite innocenti. La corruzione è una malattia che non si ferma da sola, aggiunge. Serve una presa di coscienza a livello individuale e collettivo, anche come Chiesa. Il grido di dolore di queste povere schiave, conclude Francesco, non può lasciare indifferenti né i singoli individui né le istituzioni. In Liguria i numeri della prostituzione sono in aumento, a dirlo i responsabili della comunità Papa Giovanni XXIII, che da anni sono vicini alle donne con le loro missioni di strada. È un fenomeno che sta cambiando, dice Sergio Musicò, forse anche a causa dei problemi legati al decreto sicurezza. Oggi le nostre case ricevono meno richieste d'aiuto del solito e le donne sembra si prostituiscano non più in strada ma indoor, in luoghi chiusi e nascosti. Da 2 anni, prosegue Musicò, la Papa Giovanni e Ausilium portano avanti il progetto HTH, Hope Vis Help, contro la tratta, che coinvolge anche Chiavari e che sta dando buoni risultati. Nella comunità parrocchiale di San Giuseppe dei Piani di Ria a Chiavari si concludono i festeggiamenti patronali in onore di Nostra Signora della Salute. Oggi l'ultimo atto delle celebrazioni con la Santa Messa, che avrà inizio alle ore 21 per tutti i defunti e sarà presieduta da Don Alberto Gastaldi, che da settembre diventerà il nuovo parroco della comunità parrocchiale. Per Don Stefano Giupponi quindi le celebrazioni di questi giorni sono state un'occasione di commiato con i fedeli della comunità che ha guidato negli ultimi 12 anni. È attorno alla chiesa di San Giuseppe che si è sviluppata negli anni la comunità di Ribasso a Chiavari, legati dall'appartenenza ad una parrocchia e da una comune devozione per Maria venerata col titolo di Nostra Signora della Salute, come ricordano gli anziani del borgo. 67 anni che abito qui a Chiavari e l'abbiamo sempre fatta con devozione, prima nel piccolo sotto nella chiesina cripta e poi quando è stata costruita la chiesa grande, tutti commossi e siamo stati contenti. E il nostro rione si è ingrandito di nuove case, di nuove opere, perché prima era una frazione minima. Attorno al campanile di Ri negli anni è nato anche un comitato per i festeggiamenti civili che si svolgono sulla piazza antistante. Quest'anno l'allerta meteo arancione rischiava di penalizzare gli organizzatori che, annullata la festa, hanno avuto un'idea. Ci è venuta l'idea di fare una sorta di tam tam sui gruppi, sui social, per strada, chi si vedeva si diceva. Fatto sta che il nostro quartiere, la nostra zona, insomma, si è dimostrato molto benevolo nei nostri confronti e alla fine siamo riusciti a dare via assolutamente tutto quello che era pronto. Nel giorno della festa il vescovo ha presieduto la messa domenicale sottolineando la saggezza di Maria. Da una parte sa cogliere la necessità, dall'altra è capace di muovere il Figlio di Dio ad anticipare le azioni che manifestano la sua opera di salvezza. Per Don Stefano Giupponi, che si appresta a lasciare la comunità di Ri per intraprendere un nuovo cammino pastorale a Moneglia, è stata l'occasione per salutare molti parrocchiani, rinnovando legami di amicizia che resterà anche dopo il trasferimento. È un momento anche
distacco, però sapendo che le relazioni rimangono, in modo particolare le amicizie che ho costruito in questi anni che sono rimasto qui a Ri continueranno a rimanere, ecco, anche se poi sarò a Moneglia, dove vado anche volentieri, ecco. No ad abbigliamenti indecorosi, alle passeggiate in costume da bagno, senza scarpe o a torso nudo. I consiglieri comunali di minoranza di Sestri Levante, Marco Conti, Giancarlo Stagnaro e Fabio Sturla, hanno preparato una mozione da discutere nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Il documento impegna la Giunta ad emanare al più presto un'ordinanza che vieti alle persone maggiorenni di circolare o sostare a torso nudo in costume da bagno nelle vie del centro cittadino. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo con le ultime notizie e gli aggiornamenti. Corriere della Sera titola: Carabinieri ucciso tutte le telefonate, la ricostruzione nelle carte degli investigatori, 11 coltellate. Poi c'è la foto scattata in caserma e che diventa un caso in America, polemica sulla benda all'indagato, l'inchiesta del procuratore, l'interrogatorio è stato regolare, la carezza della moglie alla bara nella Camera Ardente visitata da migliaia di persone. E poi giustizia, subito la riforma, la Lega non deve bloccarla, Bonafede è un provvedimento che serve al Paese. E poi c'è un retroscena svelato da Marco Cremonesi, il piano segreto di Giorgetti, voto a febbraio. E lo sport, la favola di Benedetta Argento a 14 anni, Benedetta Pilato ai mondiali di nuoto nei 50 a Rana, volevo che danzasse ma scelse la piscina, dice la madre. E poi nella Formula 1 Vettel rimonta eccezionale, arriva secondo sul podio, ma c'è stato anche il maltempo del fine settimana, 2 vittime, disperso un velista, tromba d'aria a favolare l'auto, così è morta la giovane Noemi, accaduto poco distante da Roma, nella zona di Fiumicino, l'auto che vola per 25 metri, la morte di Noemi, cuoca gentile, Fiumicino, la vittima aveva 26 anni e i tecnici si chiedono come può la forza del vento sollevare una Smart di 935 kg. Il ricercatore, l'intensità è stata quella di un forte tornado. Passiamo al secolo XIX, omicidio di Roma, proteste negli Stati Uniti per l'accusato bendato in caserma, trasferito il militare della foto a uno degli americani e a rischio il procedimento legale, l'ipotesi di estradizione, quell'immagine riguarda ciascuno di noi, il commento di Zagrebelski, il personaggio, gli eccessi di Finnegan dal football alle serate fatte di alcol e violenze. Cambiando argomento, donne che comandano i rimorchiatori, sono 3 in Italia ma a bordo non conta il sesso, conta naturalmente la bravura, la competenza. Obiettivo Liguria, pesca sui torrenti, la rivoluzione del tesserino digitale e poi le spiagge muovono 15 miliardi di euro, allo Stato però ne vanno solo 103 milioni. Emergenza Ponte Morandi, Genova chiede la proroga, Bucci e Attoti, Conte appunto avranno un incontro a 3, serve un anno in più, tasse, tagli a 289 imprese. Nella riserva blu di Portofino, moria di spugne e di gorgogna. Andiamo quindi nel Levante, cambiamenti climatici nell'area marina di Portofino, moria di gorgogne e via vai di specie ittiche. Gli esperti studiano i mutamenti causati dal riscaldamento globale e la mareggiata ha distrutto comunità di organismi, in particolare appunto la gorgogna. E sotto barracuda e trombetta, le nuove specie aliene, gli effetti della temperatura dell'acqua più alta. Andiamo invece a Sestri Levante, rischio idrogeologico, lavori a Renà pronti a partire e intanto la sindaca Ghio interviene sulla questione Fincantieri. Il comune già prima della mareggiata ha assegnato uno studio per gli interventi, ora in parte finanziati dal Ministero. Proseguono questa mattina i lavori per il ripristino dei cordoli sul belvedere Luigi Tenco a Recco. L'intervento per la sostituzione delle lastre di arenaria che delimitano le aiuole sono iniziati sabato e termineranno nel corso della settimana. Sono stati resi necessari a causa del passaggio abusivo di un'auto che ha distrutto una porzione dei cordoli nei giorni scorsi. Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha precisato che oltre all'intervento di ripristino è già stata finanziata l'installazione di un pannello a messaggio variabile che indicherà quando il varco è aperto per evitare che gli automobilisti possano accedere per errore alla zona. Per gli altri aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuela e un saluto a chi ci segue da casa.
Incidente sul lavoro questa mattina in Val d'Aveto. Un operaio, intorno ai 50 anni, stava effettuando lavori di asfaltatura lungo la strada che porta al Monte Penna ed è rimasto incastrato con una gamba sotto al rullo asfaltatore. Sul posto è stato immediatamente dirottato l'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha trasportato il paziente all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo. I primi soccorsi invece erano stati prestati dalla Croce Rossa di Santo Stefano d'Aveto. Questa mattina a Santa Margherita un motociclista di giovane età è caduto, senza coinvolgere altre mezzo persone, intorno alle ore 5:30. È accaduto in via 25 aprile. Il giovane ha riportato un grave trauma cranico e ha richiesto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto è intervenuta l'automedica, insieme ai volontari del soccorso di Rapallo. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. La prossima, come sempre, andrà in onda alle 19:15. Vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.